Nelle pagelle dei bimbi delle scuole primarie italiane potrebbero a breve ritornare i giudizi sintetici, di fatto un ritorno ai voti dopo l'abolizione 4 anni fa. Il governo per questo ha presentato un emendamento che andrà in discussione in aula questa settimana. Il forum delle associazioni professionali della scuola invece ritiene questa scelta sbagliata. Quello che crediamo noi è la valutazione formativa. Cosa significa valutazione formativa? Ha due significati fondamentali. Il primo, accompagni i bambini nella loro crescita, non li devi giudicare. Certo, li richiami quando non si impegnano, ma non scarichi tutta la responsabilità su di loro, ti poni dei problemi. E il secondo fine della valutazione formativa è che l'insegnante si autointerroga sul suo lavoro. Se i bambini non imparano, mi domando cosa posso fare io, come posso cambiare. Contraria anche la CGIL, che ritiene che i giudizi sintetici esprimano una visione dell'apprendimento che si basa sulla selezione e esclusione, non sul progresso di tutti. Tu valuti la persona nel cambiamento, nel processo, valuti il processo e non il cambiamento di un bambino o di una bambina in crescita. Dobbiamo dare a questi bambini e queste bambine uno strumento critico per poter entrare nel mondo con tutti i loro sogni. Immaginiamo che i giudizi sintetici possano partire da sufficiente, ottimo, vediamo. Il ministro ha annunciato che vorrebbe anche introdurre il gravemente insufficiente. Allora, non ha senso, è proprio sbagliato dire a un bambino di prima che comincia la sua avventura che è gravemente insufficiente, fuori da ogni logica. Non ci sono pedagogisti che lo sostengano questa tesi.